Nuovo appello dal Veneto al Parlamento perché approvi quanto prima una riforma dell'ordinamento sulla legittima difesa. È vitale che la proposta della Lega diventi realtà, invoca l'assessore regionale Roberto Marcato dopo l'ultimo controverso episodio di cronaca avvenuto in provincia di Arezzo. Questo imprenditore, dopo aver subito 38 furti, cioè non uno, 38 furti, lui era costretto a vivere di notte, a dormire di notte nella sua azienda. Cioè questo schiavo del suo lavoro, per difendere il proprio lavoro. Per l'ennesima volta che entra in casa 2 rapinatori, lui prende cosa, ne ammazza uno. Ragazzi, ma cosa... Cioè, e se questi stava a casa ne moriva, voglio dire, adesso lui è indagato per eccesso di legittima difesa. Non c'è mai eccesso di legittima difesa. Nel perimetro di casa mia io ho il dovere di difendere me stesso e la mia famiglia da attacchi sconsiderati di belve che entrano a casa mia con tutto quello che ho. Punto. E quella legge che noi andremo ad approvare a gennaio dice esattamente questo. La nostra proposta, sostiene Marcato, fa una cosa molto semplice e assolutamente necessaria: distingue in maniera chiara la vittima dal carnefice. Chi viene toccato di notte mentre dorme da un lazzarone che entra a casa sua per rubare, o peggio ancora per violentare, o peggio ancora per uccidere, quello è la vittima. Quello che viene a casa tua per rubare, per uccidere, per violentare, è il carnefice. Ecco, questa legge dice una volta per tutte chi è la vittima e chi è il carnefice. E la vittima si può e deve potersi difendere come meglio crede. Se poi qualcuno ci rimette una gamba, un orecchio, un occhio, la vita, cioè ragazzi, se te fai l'idraulico, se fai l'operaio, non hai questo rischio. E stai a casa tua e non fai il lazzarone.